Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, andiamo avanti con la nostra avventura. Allora, eravamo rimasti che abbiamo fatto delle piccole modifiche a determinate cose. Andiamo avanti. Mi ha fermato perché ho visto qui della brutta gente, tipo quello là. Terra! Finiscilo! Mm, L'ho beccato! Proviamo a fare. Bel colpo. Ti ha morso? Non oggi. Tu? Non oggi. Facciamo con calma, Ottimo. Dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti questi schifosi. Con calma, gli andiamo dietro. L'altro dove si trova? In fondo là. Eccolo là. Dove è andato? Eccolo là. Cazzo, cazzo! Dove è andato? Sparpagliatevi! Non uscirai vivo da qui. Ah? Oh, merda. Dove sono gli altri? Io non ne vedo più. Allora, facciamo un giretto, vediamo se c'è qualcosa da rancurare. Magari qua in cima. Bottiglie, piatti decisamente luridi. Là c'è un mattone. Ah no, eccoli là, gli altri. Ecco, ci sono, ci sono. Vediamo che giro fanno, in modo da. Uno in fondo là e l'altro è lì. Mm, Vediamo come fare. Se riusciamo senza farci beccare. Amico! Devo dire la verità, sto diventando abbastanza bravo, eh? Almeno per il momento. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro. Bottiglie. No. Mattoni. Ah, grana, molto bene. Sempre buoni, sempre comodi.
Aia. Ehi, quale grande sorpresa. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Va bene così anche, direi. Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie, non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Ringraziamento 2.0 proprio. Va bene. No, qui non c'è niente. Vediamo se c'è qualcosa qui, ma non credo. Qua deve essere blu. Qua si va. Mi sa che qua si va avanti. Non si può più tornare indietro. Allora facciamo un giretto qui. Aspetta qui, ok? Certo, Joel. Non vado da nessuna parte. Mister Simpatia qui. È un mattone. Qui abbiamo un po' di roba. Sempre comoda. Andiamo qui dietro. Alcol. Perfetto. Forbici. Qui abbiamo una massa che abbiamo già. No, niente. Dai. Prima eravamo lì. Bene. Allora possiamo andare avanti. Ricontrolliamo. No, non c'è niente. Dai, andiamo, piccola. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Odio queste stronzate. Vuoto. Bene. Ecco. Allora andiamo qui. Di solito nei cessi si trovano sempre qualcosa. Infatti, guarda. Inizio delle luci. Va bene, abbiamo. Aumentare lo zoom. Colby. Non riuscivo a leggere bene la B. Colby Reed 000232. Va bene. Qui c'è questo. Abbiamo l'acqua al massimo. E cosa possiamo fare? Potremmo fare questo? Anche se perché medikit ne abbiamo. Potrei fare un medikit. È leggermente più utile. Non c'è niente, non c'è niente. Qui non c'è niente. E niente sì, allora.
questo cos'è? Leggi. Manuale di combattimento corpo a corpo volume 1. Maggiore durata degli attrezzi con lama. Nodi. Per legare tra di loro due oggetti rigidi, la conoscenza dei nodi più adatti e le tecniche per legare è fondamentale. Bene. Io non li ho mai trovati tutti, perché vi dico la verità, non li ho mai trovati tutti, però, come si dice, chissà, pian pianino esplorando li troveremo magari, girando per bene. Quella porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Con calma, arriviamo anche là. Bene. Wow, guarda un po'. Dove? Uno sfondo. La gente li usava per scattare fotoricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, Ellie, c'è qualcosa che ti preoccupa? Non volevo disobbedirti prima. Ci stavi mettendo un sacco e così ho pensato che ti fossi cacciato nei guai. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio, è solo che... Non Non importa. importa, Joel. Facciamo un altro giretto, vediamo se c'è qualcosa di utile, anche se non penso. Mattoni, mattoni ne troviamo dappertutto, ma Forse questo ci può aiutare. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Ora spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che ne dici? Andiamo. direi che è stato fatto un ottimo lavoro. Dai. Vedete qua in giro quanta bella roba. Bueno, non c'è niente. Perché io, tipo anche i collezionabili qua, tipo le piastrine delle luci, i manuali di addestramento, i fumetti, chissà quanti ne abbiamo saltati e che non so dove siano, cioè, puoi farlo decine di volte. Acqua siamo alcol siamo carichi. Io direi di lasciare così intanto. Prima volta che troviamo qualcosa di troppo, magari faremo qualcosa, ma nel frattempo lasciamo così. Oh, morto. Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile, ma contro dei ratti. Ratti?
Era Daria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. Questo E per qui essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Questo qui stavo per dire, è un punto abbastanza rognoso, perché Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi, tutti quanti! Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione, che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. sono stato troppo lento, dovevo farlo prima. Deve essersi sbagliato. Sulla morte della squadra? Non posso immaginare dei turisti che uccidono tutta la squadra. E se fosse vero, forse sono i militari che tornano. Non fare l'idiota. Ai militari non frega. Ehi, hai sentito? Dai, avvicinatevi. Perché state fermi? Devo trovare un'altra soluzione. Sarà una cazzata colossale, probabilmente, però. Sono tutti in fondo là. Allora, proviamo a fare il giro largo. Visto che siamo qui, cerchiamo bene che non ci sia qualcosa. Troverò quei bastardi. Per un pelo, Guarderai, stronzo! Aia. Era già scritto. Diciamo così. Ehi, ho sentito qualcosa laggiù. Chi c'è là? Cazzo, prendiamolo! Brava Ellie.
Aia. Ma dove? Eccolo lì! Tiela! Aia. Aspetta che mi curo. Molto bene. Allora. Dove siete? Dove siete? In fondo là. Allora andiamo a riprenderci questo. Ecco, lo sapevo che mi arrivava da... Ce la faranno i nostri eroi? Non penso proprio. Beh, ma mi ha fatto partire da qui. Che cazzo è stato? Eccoti lì! Dai. Vieni fuori, bastardo, dai. Dai, vieni fuori. Dove sei? Dove sei? Sì, continua così. Allora, intanto prendiamo le munizioni.
Ehi, fermi! Adesso c'è quello là da... No, ci ha pensato. Mi accendo come un cerino. Coprimi, vado avanti. Ridurrò in cenere. Lanciata. Un po'... Devo curarmi perché sono messo troppo male. Allora scappiamo. Dove siete? Quello lì è corazzato perché quello là... Sì. Oh, duri a morire qua. No, ho sbagliato. Mi hai lasciato qualcosa? No. Questo qui mi ha lasciato qualcosa? Manco pagato. No, sto qua si parla. Ma qua... dove? Ma quanti sono? Aia! Cazzo, non lo posso fare. Là c'è, ma là dov'è? Allora, intanto ci curiamo, poco ma sicuro. E che non ho capito dove si trova. Dove sei? È imboscato da qualche parte. Dove sei? Dove sei? Vieni fuori. Morti, morti. Non ci servono le luci, certo loro avranno anche dato inizio alle lotte, ma siamo noi ad aver fatto tutto il lavoro, il sangue sulle strade è il nostro. Non sono d'accordo con loro quando dicono di poter portare le battaglie in altre città, devono guardarsi da sole, la loro indipendenza, e io sicuramente non prenderò ordini da un leader che sta in qualche posto dall'altra parte del paese. Suggerisco di liberarci di loro prima della fine dei combattimenti. Questa è la nostra città, la nostra gente, non vedo perché non dovremmo governarci da soli. Bah, punti di vista.
Ma c'è qualcun altro in giro che non so dove sia? E qui dentro magari... No, qui dentro non c'è nessuno. Ah, questo è il masso. Ah, è sotto là. Ho visto quella coda dell'occhio. Eccolo là. Brava ragazza, avanti così. Bene, scendi. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Sono morto 200 volte, però se non altro siamo riusciti ad andare fuori, ecco. E anche la mira molto più buona della mia, direi. Andava bene. Che ne dici di qualcosa di un po' più adatto a te? È solo per le emergenze. Ok. Allora, Adesso c'è la sicura. Lo sai come si toglie, eh? Certo. allora, Ok, l'importante è maneggiarla con cura. Non è un... Joel, starò attenta. Ok, qui siamo già passati, però rifacciamo un altro giretto che non abbia dimenticato qualcosa per strada. Riesco a farmi un medikit adesso, sì. Almeno uno che proprio per le emergenze, diciamo. Allora, là abbiamo passato tutto. Ripassiamo per di qui. Ah, per curarsi. Vedi, abbiamo dimenticato questa. Qua abbiamo dimenticato questo. Ritorniamo di sopra, ripassiamo. Da mangiare, siamo a posto. Qui c'è rimasto solo l'arco che non l'ho mai usato. Cioè, non so neanche dove si potrebbe usare. Allora, adesso passiamo sotto qui. Qui mi sa che non c'è più.
prima ho visto degli uomini appesi, quindi voglio vedere, ecco là, poi voglio vedere una cosa. Ladro, TF. Va bene, allora qui non c'è più niente. Ah, Porca miseria! Ci hanno dato dentro. Merda, non è molto diverso da quello che fa l'esercito a Boston. Lo immagino. allora andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcosa. Si va per di là. Ah, eccolo, guarda. 25 pezzi, molto bene. Non sono moltissimi adesso perché potenziamenti costano parecchio a livello di scarti, diciamo. Guardate, qui stavano cucinando dei topi, carne di topo, ratti, devono essere speciali. Fai la tua parte, Ellie. Vado. La catena è incastrata. Resisti. Ok, lo faccio. Ecco. Ok. Bella pensata. E adesso qui Aiutami ad aprirla. Ecco. molto bene. E adesso non si torna più indietro. Ci sono gli altri scarti. Ma bisogna... Là cosa c'è? Un po' di roba. Bel banco da lavoro, altri psicofarmaci qua. Allora, qui, allora io direi di fare una robetta di sto genere. Vediamo se possiamo potenziare qualcos'altro, no? Sì, possiamo potenziare questo. Io direi... Ah, qua ne servono 4. 4 attrezzi, ne abbiamo solo 2. Qua non si può fare niente. Abbiamo questo, ma... io direi di fare la capacità di caricatore. No, niente. Andrà bene. Insomma. Allora io direi di fare... Quasi quasi mi farei un altro coltello. E questi voglio tagliarveli per fare di medi se mi servono più avanti. Coltelli abbiamo visto che la durata è triplicata, perché è triplicata. Abbiamo tanto zucchero per fare i fumogeni, ma fumogeni non li usiamo mai. Sicuramente serviranno da qualche parte, che chissà. Va bene signori, allora facciamo una roba di sto genere. Io mi fermo qui. Adesso vediamo
No, autosalvataggio, mi faccio un salvataggio. Ah, basta, possiamo, facciamo salvataggio 1. Sopra scriviamo. Perfetto. Vabbè signori, io come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, condividere nei vari social in modo da fare crescere me, serie canale e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi che è molto importante, è più importante di tutti. Come sempre ancora vi ringrazio per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.